E no, così non ci siamo. Altro mezzo passo falso per l'Acragas che non vince più. Nelle ultime 3 gare altrettanti pareggi per i biancazzurri, di cui 2 interni. La prova incolore di ieri a Gioia Tauro contro la Nuova Gioiese, penultima in classifica, ha fatto scattare l'allarme. Di questo passo parlare di promozione Lega Pro è soltanto una chimera. Eppure l'Acragas conosceva in anticipo il risultato dei rivali più diretti, il Torrecuso, primo della classe che sabato scorso aveva pareggiato 2-2, rischiando anche di perdere contro la Frattese. I biancazzurri invece a Gioia Tauro hanno giocato con troppa superficialità, hanno colpito soltanto 2 legni, un palo con Catania al 35esimo e una traversa con Meloni a 10 minuti dalla fine. Vero è che il nuovo portiere biancazzurro D'Alessandro, che Feo l'ha preferito allo Monaco, rientrato dalla rappresentativa di Serie D soltanto venerdì scorso, non ha effettuato una sola parata, ma sul piano dell'agonismo i viola sono stati più determinati, hanno lottato su ogni pallone, in un campo a dire il vero infame che ha creato non pochi problemi ai biancazzurri, squadra più tecnica. La Gioiese addirittura recrimina per la decisione arbitrale, presa a 3 minuti dalla fine, di annullare la rete a Zampaglione per un fallo di un compagno. Le immagini non chiariscono del tutto se la decisione di Airoldi sia giusta o meno. Il gioco latente ha fatto anche arrabbiare non poco il presidente Silvio Alessi, che è andato su tutte le furie, tanto che in settimana incontrerà i giocatori per capire il polso della situazione. Non sono da escludere provvedimenti, Alessi è stato molto chiaro: se qualche giocatore non crede nel progetto può andare via. Ma è altrettanto vero che la rosa va rinforzata. Oltre ai 2 giovani under esterni di difesa occorre un altro centrocampista, troppo pochi tra il rosa con Bonaffini, che tra l'altro è fermo da oltre un mese. In questo caso, ci ripetiamo, non abbiamo mai capito il perché sia stato ceduto Assenzio alla Viterbese. L'Assenzio dello scorso anno avrebbe fatto molto comodo in questo particolare momento della stagione con il suo dinamismo. La classifica in vetta si è ulteriormente accorciata, perché se Torrecuso e Rende non hanno vinto, le altre continuano a marciare e adesso sono anche abbastanza minacciose. Ci riferiamo all'Agropoli di Pino Rigoli, che ha liquidato la pratica leonfortese con una ripresa ubriacante, a proposito ancora una volta decisivo il giovane Canotto, così come domenica scorsa all'Esteneto, e al Neapolis, che ha espugnato Brolo. I napoletani nelle ultime 8 giornate hanno ottenuto 7 vittorie e un pareggio. Insomma, l'Acragas è in un imputo, tocca a Feola ai giocatori venirne fuori e ridare serenità alla tifoseria che ieri, malgrado una giornata infame, ha seguito ancora la squadra in Calabria. La delusione alla fine è stata tanta, ci si aspettava il ritorno a casa con i 3 punti. Domenica prossima all'Esteneto, dove sono stati persi già 10 punti, arriva proprio la Leonfortese, che è l'unica squadra quest'anno comunque ad avere battuto i biancazzurri. Inutile dire che la posta in palio è altissima e la vittoria è d'obbligo. Il capolista Torrecuso ospita l'Interreggio, che ormai va correndo alternata. L'Agropoli sarà di scena a Sorrento, che ieri ha preso un punto prezioso a Rende. Il Neapolis ospita il Marcianise, mentre il Rende va a Roccella contro una delle squadre più in forma del momento.